Il professor Massimo Busina è il responsabile del reparto oculistico dell'ospedale privato Villa Igea di Forlì. Quale evoluzione sta vivendo oggi il trapianto di cornea, professore? Allora, il trapianto di cornea sta vivendo una grossa evoluzione, perché siamo passati da un'unica soluzione, che era la classica cheratoplastica perforante, cioè il trapianto di cornea a tutto spessore, siamo passati da questa realtà, che era una soluzione unica per qualunque tipo di malattia corneale, al cosiddetto trapianto selettivo, in cui selettivamente vengono rimosse le parti malate della cornea e sostituiti con l'equivalente di un donatore, senza andare ad inteccare nella gran parte dei casi la totale architettura della cornea. Questo ovviamente ha un grosso vantaggio: da un lato una guarigione più veloce, dall'altro proprio quello di indirizzare in maniera mirata il trattamento a ciò che è malato, risparmiando tutto quello che sanno. Quali sono quindi gli strumenti oggi a disposizione dei chirurghi? Gli strumenti, la tecnologia ovviamente ha contribuito notevolmente a far fare passi avanti, e soprattutto quella che appunto ci consente di dividere la cornea nelle varie parti, che poi andiamo a usare, a rimontare, per così dire, a riassemblare sulla cornea. Ce ne sono di diversi tipi, ci sono strumenti a tagliente che sono ancora quelli più affidabili e danno i risultati migliori, ma il futuro probabilmente sarà anche di tecnologie laser o di nuove tecnologie che potranno venire fuori nel tempo. Per il momento queste sono ancora sperimentali. Da tempo sussiste una forte collaborazione con Fondazione Banca degli Occhi. Quali sono state le tappe di questo percorso? C'è stato anche un forte lavoro di ricerca che lei ha fatto insieme alla Fondazione. Fondazione Banca degli Occhi, non sta a me a dirlo, è una cosa che sanno tutti, è la prima banca degli occhi europea, un vanto non solo nel campo dell'oculistica, ma io credo a livello italiano, perché contribuisce a far sì che il trapianto di cornea in Italia sia una punta di eccellenza nei confronti di qualunque altro paese europeo. Tutti gli stranieri che vengono a vedere la mia chirurgia si meravigliano della qualità delle nostre cornee, dell'efficienza della banca delle cornee e delle possibilità che abbiamo di operare proprio grazie a questa struttura. Da lì ovviamente il passo è breve a cercare di collaborare non solo nel campo della cura dei pazienti, ma anche nel campo della ricerca di nuove soluzioni, e per questo motivo abbiamo sviluppato nuove tecniche chirurgiche, sia appunto nella preparazione di tessuti selettivamente indirizzati al trattamento di certe patologie corneali, sia nella tecnica chirurgica, e sono pubblicazioni che abbiamo nelle principali riviste scientifiche di tutto il mondo. E questa è una soddisfazione mia, credo sia anche una soddisfazione per la Banca degli Occhi, e mi piace proprio averlo fatto anche, e ci tengo a sottolinearlo, con una persona come il dottor Ponzin, che oltretutto è veramente un grande amico personale. Sì.